Bentrovati, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma come di consueto iniziamo dai titoli. Nonostante la legge d'emergenza per la sanità calabrese il momento è difficilissimo, i 3 commissari nominati non si sono insediati e nei pronto soccorso, specie nell'Annunziata, la situazione è drammatica, pochi medici a fronte di 150 accessi quotidiani. Sebi Romeo, interrogato dal GIP, si difende, nega ogni accusa e dice di non conoscere il maresciallo, mai nessun favore ha detto al magistrato. Il riesame ha annullato l'ordinanza in carcere per Salvatore Ascone, l'uomo accusato di concorso nell'omicidio di Maria Chindamo. La Polstrada ha evitato una tragedia sulla A2 nei pressi dello svincolo di Frascineto, dove un automobilista ha imboccato l'autostrada a contromano. Potrebbe essere di matrice dolosa il vasto incendio che ha interessato la zona del vallone della Madonna della Catena in Cassano allo Ionio. Spetta al Cosenza il titolo di squadra regina in questi ultimi giorni di mercato. Il DS Trinchera ha consegnato al tecnico Braglia elementi di assoluto valore. Il Crotone, dopo l'amichevole con il Getafe, lavorerà a perfezionare la rosa, molto attive anche Catanzaro e Regina. I problemi della sanità calabrese dunque anche oggi in primo piano, il momento è davvero molto difficile, sono ancora tantissime le criticità irrisolte. Vediamo. Allora, ricapitoliamo, i 3 commissari nominati negli ospedali e nelle ASP della Calabria non si sono ancora insediati. All'Annunziata di Cosenza, la dottoressa Palazzoli, per esempio, ha fatto sapere che verrà a Cosenza nel mese di settembre e gli altri 2, ospedali Pugliese Ciaccio e Crotone, non si sa ancora quando prenderanno possesso dell'incarico assegnato loro. Per le altre 4 postazioni ancora da coprire non se ne sa nulla. Ora, è possibile immaginare, per esempio, che la più grande ASP della Calabria, Cosenza, possa continuare a lungo senza guida? È inutile sottolineare che i problemi già esistenti da tempo si siano in questi ultimi mesi aggravati. Insomma, ciò che fino a ieri funzionava male, oggi non funziona più. Ci sono proteste e lamentele in ogni area della Calabria, ma nonostante questo non succede nulla. La ministra non spiega come intende superare questa fase e il povero commissario messo lì per restituire regolarità, correttezza e conti in ordine da solo non può fare nulla. Ma a proposito di conti, nella riunione del tavolo a Duce è spuntato un rosso da 213 milioni. Durante il confronto il MEF non ha preso in alcuna considerazione alcuni dati certificati dall'advisor e dai revisori dei conti di alcune aziende sanitarie, pare per vizi procedurali. La domanda sorge spontanea: se il MEF non si fida di advisor e revisori dei conti, allora che ci stanno a fare? Sarebbe meglio a questo punto toglierli di mezzo e agire direttamente, ma nel sistema sanitario calabrese accade tutto e di più. Non se ne può più con questa sanità. Nel pronto soccorso di Cosenza ci sono appena 10 medici a gestire 150 accessi al giorno. Ora, tra turni e ferie, i sanitari costretti a fronteggiare le richieste di sanità dei cittadini sono appena 2. Ma si può continuare così? Ma che razza di organizzazione sanitaria è questa? Ogni giorno in redazione riceviamo decine di mail di protesta. Non c'è verso di porre rimedio a questa continua emergenza. Le assunzioni sono bloccate, nessuno che si assume la responsabilità di decidere il da farsi, atteso che la commissaria nominata dalla ministra Grillo assumerà l'incarico nel mese di settembre. E nel frattempo che si fa? Si aspetta, si prende tempo, non si assumono decisioni importanti. Ma è possibile guidare l'ospedale della più grande provincia della Calabria senza pilota? Ma la situazione non è migliore negli altri ospedali calabresi come Bibo, Lamezia, Cetraro, Paola, Trebisacce, Praia a Mare e tanti altri ancora. Anche questi nosocomi sono in affanno. All'ospedale Ferrari di Castrovillari poi le sale operatorie rimarranno chiuse per agosto perché mancano gli anestesisti e saranno garantite solo le urgenze. Ma
decreto tramutato in legge che doveva risolvere le anomalie del sistema, che cosa ha prodotto fino ad oggi? Solo confusione, tanta confusione e un pericoloso vuoto di potere. Intanto il Codacons spulcia l'elenco dei manager che dovrebbero gestire la sanità calabrese, nel quale, secondo Francesco Di Lieto, figurano protagonisti del fallimento della sanità calabrese. Un'infornata di idonei, scrive il responsabile del Codacons Calabria, composta da professionisti della politica, ex sindaci e assessori che possono fregiarsi del merito di aver causato il profondo rosso dei bilanci della sanità. Altri, si legge ancora, sarebbero addirittura privi dei titoli necessari e altri ancora con condanne penali che Di Lieto chiama quota grigia. Il Codacons invita il generale Cotticelli a non tenere in nessuna considerazione questo elenco redatto dalla Regione per non offendere e mortificare la speranza dei calabresi. Già, la speranza per una sanità migliore, ma è troppo chiedere una sanità migliore? La cronaca adesso, Sebi Romeo interrogato dal GIP si difende e nega ogni accusa. Libro nero, io non c'entro, così Sebi Romeo, ai domiciliari con l'accusa di tentata corruzione al GIP che lo ha interrogato. Il consigliere regionale ha respinto ogni accusa, ha detto di non aver mai incontrato e né conosciuto il maresciallo Francesco Romeo, seppur non è stato in grado di escluderlo. Il capogruppo, adesso sospeso dal PD, ha negato di aver promesso alcunché al maresciallo della Guardia di Finanza. Ricordiamo che, secondo l'accusa della DDA, il finanziere Romeo avrebbe avvicinato e incontrato di persona l'esponente politico allo scopo di rivelargli notizie riservate su attività di indagini che lui riguardavano in cambio di favori personali. Il difensore di Sebi Romeo, l'avvocato Natale Polimeni, ha presentato un'istanza di revoca della misura cautelare. Vedremo nelle prossime ore quale decisione assumerà il GIP. Potrebbe essere di matrice dolosa il vasto incendio che ha interessato una zona di Cassano allo Ionio, vediamo nelle immagini. Eccolo l'incendio che ha interessato la zona del Vallone della Madonna della Catena a Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza. Le fiamme che in poche ore hanno avvolto l'intera area hanno creato devastazione e preoccupazione, mettendo a rischio anche la vicina chiesa, simbolo della cittadina dello Ionio cosentino. In pochissimo tempo il rogo, che si è sviluppato velocemente favorito dal vento forte, ha bruciato un intero vallone. Solo grazie all'intervento di Canadair, di Calabre Verde e dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, si è evitato il peggio nei pressi dello storico luogo sacro. Le fiamme, visibili da decine di chilometri, hanno interessato anche Timpone e San Nicola in direzione Civita, con grandi disagi alla circolazione. Per ora, infatti, a causa del fuoco sono state chiuse alcune arterie viarie per evitare il rischio agli automobilisti in transito. Un altro incendio ha interessato la zona Fiego, le scuole e il cimitero comunale. Militari e mezzi sono ancora in azione per sedare le fiamme e nella mattinata di oggi stanno lambendo la zona cassanese. L'aria è irrespirabile e, secondo i primi accertamenti, il rogo potrebbe avere una matrice dolosa. La Polstrada questa mattina ha evitato una tragedia sulla A2 del Mediterraneo nei pressi di Frascineto, dove un automobilista ha imboccato l'autostrada contromano. Ha imboccato l'autostrada contromano, ma il pronto intervento della polizia stradale ha evitato una tragedia. È accaduto questa mattina sull'autostrada del Mediterraneo nei pressi di Frascineto, nel Cosentino. 2 pattuglie della Polstrada erano ferme nell'area di servizio della A2 Frascineto Est. La polizia, infatti, in questo periodo di esodo estivo ha intensificato i controlli sulle strade e così gli agenti in servizio hanno notato un furgone Iveco che, ripartendo dall'area di servizio situata sulla carreggiata opposta, aveva imboccato l'autostrada in senso contrario a quello di marcia. Resisi conto di quanto stava accadendo e del pericolo per gli automobilisti che in quel momento transitavano sul tratto autostradale, i poliziotti immediatamente sono passati sulla carreggiata sud, riuscendo a raggiungere e a bloccare il furgone che procedeva contromano. Il conducente, risultato negativo all'alcol test, ha detto di non essersi accorto di aver imboccato l'autostrada contromano, una distrazione che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Adesso per l'uomo è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Colpo
Colpo di scena nell'inchiesta sulla scomparsa di Maria Chindamo, l'imprenditrice di Laureana Di Borrello, sparita nel nulla il 6 maggio del 2016. Dopo l'arresto di Salvatore Ascone poche settimane fa, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP di Vibo. Ascone, ritenuto dagli inquirenti vicino alla Cosca Mancuso, era stato arrestato con l'accusa di concorso nell'omicidio della Chindamo. Avrebbe, secondo gli inquirenti, manomesso il sistema di videosorveglianza di località Montalto in modo da rendere agevole l'opera dei sicari. Li hanno sorpresi a irrigare una piantagione di canapa indiano. Un 39enne e un 29enne sono stati arrestati dai carabinieri a Candidoni con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. I due, individuati dai militari, erano intenti a curare una coltivazione distribuita su 4 piazzole con 1300 piantine dell'altezza di 1 metro circa. La droga, una volta raccolta, avrebbe fruttato 650 kg di marijuana valutata in 900.000 euro. I carabinieri del comando provinciale di Vibo hanno ritrovato dopo meno di 24 ore una donna di 31 anni che era scomparsa da Pizzo. La donna è risultata irreperibile, anche il proprio cellulare era spento. Quando l'apparecchio è stato riacceso, i militari, attraverso la geolocalizzazione, sono riusciti a individuarla in uno degli appartamenti della zona. La donna presentava solo delle tumefazioni al volto, ma ha dichiarato di non essere stata aggredita. Adesso la sua versione è al vaglio degli investigatori. Oltre 700 metri di spiaggia occupati abusivamente da diverse strutture balneari con ombrelloni e lettini sono stati restituiti alla libera fruizione dai bagnanti, dagli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo. E ancora una notizia di cronaca: un incendio è scoppiato per cause che sono in corso di accertamento a Crotone all'interno di 2 capannoni abbandonati utilizzati come discarica abusiva di copertoni usati. Il rogo è avvenuto in località Poggio Pudano. Sul posto sono intervenute 2 squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che hanno operato con l'ausilio di 4 automezzi. Il rogo ha provocato un'intensa nuvola di fumo nero e i Vigili del Fuoco, dopo 2 ore di lavoro, sono riusciti a mettere sotto controllo l'intera zona. Torniamo anche oggi ad occuparci dell'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza contro il clan Cordì di Locri. Oggi interviene il Vescovo Monsignor Oliva che esorta i cittadini a denunciare. Dopo l'operazione Riscatto 1001 notte, che ha portato al fermo di 10 persone ritenute affiliate alla Cosca Cordì, clan che aveva il controllo totale del territorio di Locri, il Vescovo Monsignor Francesco Oliva esorta ad andare avanti con le denunce. L'operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dice, ridona fiducia e speranza ad una città che non si sente abbandonata. Un plauso alle forze dell'ordine e alla magistratura che hanno condotto l'operazione. Il Vescovo esprime la sua solidarietà a quegli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare. Non bisogna arrendersi, sottolinea il Vescovo della diocesi di Locri Gerace. È vero che la violenza criminale mette a dura prova la nostra convivenza civile e toglie futuro alla nostra terra, ma le forze sane della nostra comunità sanno reagire ad essa e trovare il coraggio della denuncia, senza cedere alla tentazione del malaffare e della corruzione. Siamo con quanti, aggiunge, sono pronti a lottare nel difendere i propri diritti anche a costo di pagare di persona. Solidarietà anche al sindaco e all'amministrazione della città di Locri, aggiunge Monsignor Oliva, per gli atti intimidatori subiti. Non lasciatevi intimorire da nessuno e non cedete alle tentazioni del facile interesse, prosegue. Amministrare una città e avere sempre come unico obiettivo il bene comune e mostrare forza e coraggio di fronte alla prepotenza e all'arroganza mafiosa, senza mai sottomettere la funzione pubblica ad interessi di parte. Reagire e resistere costa, ma è l'unica cosa che può fare ben sperare. A quanti ancora seguono la via del crimine, dell'estorsione e del malaffare, il Vescovo dice: cambiate strada, il denaro sporco non paga, ma distrugge la vostra vita, quella dei vostri figli e quella della vostra famiglia. Cambiamo adesso decisamente argomento: uno speciale annullo filatelico a Tropea, un francobollo dedicato al codice Carratelli. Un'iniziativa per celebrare un evento dal duplice significato ed in entrambi i casi di straordinario valore. La presentazione del francobollo emesso da Poste Italiane è dedicato al codice romano Carratelli. Ottenere l'emissione di un francobollo non è certo cosa semplice, riuscirci poi vedendo riconosciuto per la prima volta un documento storico e non una città, un monumento o un museo, ha dell'eccezionale, come confermato dagli stessi referenti di Poste Italiane.
Poste Italiane per il tramite del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, che sceglie fra tantissimi eventi importanti l'emissione di un francobollo dedicato, in particolare questo del Codice Romano Carratelli è stato inserito nella tematica patrimonio artistico-culturale italiano, quindi questo mi sembra già eloquente e parla da sé. La presentazione si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara a Tropea e qui vi è il secondo importante significato, perché per l'emissione del francobollo dedicato al Codice Romano Carratelli si è scelto la tavola 55 del codice, proprio quella che disegna Tropea. È una piccola preziosità che si aggiunge a questo quadro entusiasmante. Qui viviamo la stagione tropeana, la stagione estiva, che è un evento che tutti ormai conoscono e apprezzano in tutto il mondo, con gente che arriva da tutte le parti del mondo e molti dei quali sono anche qui questa sera, qualcuno di questi è qui questa sera. Il francobollo rappresenta comunque un ulteriore riconoscimento dello straordinario valore di questo codice, apprezzato unanimemente da tutti gli studiosi, al punto che in molti considerano possibile il traguardo del riconoscimento da parte dell'UNESCO. Assume per il mio territorio, per il Vibonese, per Tropea, un valore ancora più particolare, non solo perché l'immagine è Tropea, ma perché questo è il primo documento, il primo bene culturale che in questo nostro territorio del Vibonese, in questa provincia. Ci spostiamo adesso a Montauro, in provincia di Catanzaro, per l'iniziativa denominata Tipici da spiaggia, che ha riscosso davvero un grande successo, una iniziativa che è nata per valorizzare i prodotti locali. Ha riscosso grande successo la manifestazione dal titolo Tipici, patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, che ha visto il coinvolgimento di chef, ristoratori e imprenditori per raccontare la storia del territorio e dei prodotti tipici calabresi. In uno fra gli stabilimenti balneari aderenti in provincia di Catanzaro si è svolta l'iniziativa denominata Tipici da spiaggia. Al Dada Beach Village dunque ha fatto tappa all'evento nazionale con un aperitivo a chilometri zero a base di prodotti locali e di un nuovo vino tutto catanzarese, lo ZB. Ma non solo: musica, spettacoli e intrattenimento per turisti e villeggianti mordi e fuggi, che oltre a godere del bel mare e del sole hanno anche spizzicato qui e lì le produzioni nostrane, dal dolce al salato. Tipici è il secondo appuntamento in Italia, una rassegna nazionale organizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e dal Ministero del Turismo. FIPE Confcommercio ha aderito con piacere. Siamo al Dadadà e siamo molto lieti di aver valorizzato il chilometro zero della provincia catanzarese. È un aperitivo dove c'è gente bella, prodotti buoni e tanta allegria. Per lo sport invece le ultime dal calciomercato. È stato uno dei grandi protagonisti della scalata dalla C alla B, la sua avventura a Cosenza, e però ai titoli di coda Domenico Mungo saluta i Lupi Silani e diventerà un nuovo calciatore del Teramo, dove firmerà un contratto triennale con l'ambiziosa formazione di Tedino. Formalità risolte, su Baez ufficialmente a disposizione. Il prossimo in ordine cronologico dopo Schiavi sarà Conè, strappato alla concorrenza grazie ai buoni rapporti con il Torino. Il ritorno di Fiamma che non ti aspetti, quello di Sissé, che come raccontato diventerà un nuovo calciatore del Bari. Scatenata come non mai, ora sugli esterni, la regina dovrebbe rendere ufficiale già oggi l'arrivo di Rubin per la corsia mancina. Zambelli invece trattato e molto vicino alla Feralpissalò. In avanti servirà pazientare per la punta, considerata l'ambizione della società in primis. Verrà prelevato un attaccante di sicuro impatto, attendendo anche possibili sorprese di calciomercato, dalla Vibonese alla Provercelli per Franchino, che si è liberato dalla compagine calabrese. In arrivo le firme con la Provercelli, possibile rescissione del contratto. Invece per Edgar Ciani i colpi finali possono attendere, prime prove tattiche sul campo. A Cosenza una mostra collettiva dedicata a San Francesco di Paola, promossa da Roberto Bilotti. A Cosenza gli spazi espositivi dell'Ex MAM, il Museo delle Arti e dei Mestieri di Corso Telesio, fino al 24 settembre, con ingresso gratuito, ospiteranno Caritas, una collettiva d'arte voluta dal mecenate Roberto Bilotti, che in questi anni ha collezionato più di 50 opere dedicate all'immagine iconografica di San Francesco di Paola e realizzate da artisti di valenza internazionale.
La mostra, che cade non a caso nel centenario della canonizzazione del santo patrono della Calabria e della gente di mare, vuole rendere omaggio non solo alla figura del grande santo, ma anche a quella di un figlio illustre della Calabria, che ha proiettato nel mondo i valori, l'identità e l'orgoglio di una terra e di un popolo fiero e generoso. Tutti gli artisti si sono approcciati al tema in modo quasi mistico, realizzando delle opere di mirabile linguaggio artistico legate all'immagine del grande taumaturgo e degli eventi che ne hanno caratterizzato la vita. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla provincia di Cosenza, che ha messo a disposizione risorse umane e spazi espositivi per rilanciare anche il messaggio dell'accoglienza, del rispetto e della solidarietà, temi molto cari a San Francesco di Paola e parte integrante delle radici e della storia della Calabria. E adesso le previsioni del tempo. Dopo il picco di caldo raggiunto ieri, specie nelle aree interne, sulla Calabria è previsto un graduale calo delle temperature a partire dai settori tirrenici. Farà ancora caldo sui versanti ionici, con valori diffusi intorno ai 35-37 gradi, specie sui settori del Catanzarese e Reggino. Domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di Pollino, Orso Marso e Sila, con possibilità di locali brevi rovesci e nuvole che potrebbero parzialmente oscurare il soleggiamento su Alto Tirreno, su Crotonese e su Catanzarese Ionico. Soleggiato su Vibonese e Reggino, temperature in diminuzione, specie sui settori ionici. Domani ventilazione debole a regime di brezza ovunque, localmente moderata sul settore ionico crotonese da nord. Mare ovunque, quasi calmo o poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.